Sta proseguendo senza sosta da mesi il riassetto e la riorganizzazione della macchina operativa nel nostro comune, afferma il sindaco Matteo Ruvolo di Ribera, che si occupa della pulizia della città. Stiamo continuando a stravolgere la vecchia operatività con l'obiettivo di raggiungere il risultato voluto, ma è chiaro che, come ogni anno nuovo, richiede mesi di assestamento. Il sindaco Ruvolo continua: sono numerosissime le strade che vengono pulite e spazzate ogni mese attraverso l'attività svolta da Ribera Ambiente, che si occupa del ritiro dei rifiuti, della bonifica di alcune zone, quella del nostro ufficio manutenzione, che si occupa tra l'altro di scerbatura, potatura, quello dei PUC, ex percettori di reddito di cittadinanza, che dallo scorso mese di maggio sono impegnati in attività di pulizia, spazzamento delle strade. Questa settimana sul sito del comune di Ribera pubblicheremo il calendario degli interventi che verranno effettuati durante la settimana. La calendarizzazione degli interventi non era mai stata fatta prima e siamo coscienti che, causa carenza ancora parziale di uomini e mezzi, a volte il calendario potrebbe subire delle variazioni. Questa comunicazione, continua il sindaco Matteo Ruvolo di Ribera, è un ulteriore segnale sotto questo aspetto che vogliamo dare alla nostra città. Il calendario prevede una serie di operazioni già pianificate per la pulizia delle strade, dei marciapiedi, degli spazi pubblici, con una cadenza quotidiana e regolare, dando maggiore attenzione alle zone che richiedono interventi più frequenti. Con questo nuovo calendario, continua il sindaco Ribera, gli interventi vogliamo rafforzare il nostro impegno verso la cura della città. La pulizia e il decoro urbano sono una priorità fondamentale per garantire ai cittadini un ambiente sano e vivibile, per promuovere l'immagine della nostra Ribera come un luogo accogliente e ordinato. Per raggiungere questo obiettivo, conclude il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, occorre l'aiuto di tutti. Invitiamo i cittadini a collaborare attivamente rispettando le regole del conferimento dei rifiuti, non abbandonando rifiuti e cartacce per strada e segnalando eventuali situazioni di degrado, necessità di intervento.